Ultimamente stanno uscendo una notizia dopo l'altra, è veramente difficile starci dietro, però sono tutte notizie molto interessanti, quindi vale la pena parlarne, ma soprattutto ci sono argomenti che io volevo già trattare e che posso trattare grazie a queste notizie. E-Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Oggi parliamo del prezzo del petrolio che è sceso ai minimi storici e attenzione, non è il prezzo del petrolio ad essere negativo, ci arriveremo più avanti nel video. Bisogna fare una premessa: il petrolio è un bene indivisibile. E che cosa significa? Significa che il petrolio sostanzialmente è sempre lo stesso prodotto, è la stessa cosa sia che lo acquisti da un produttore che dall'altro. Questo in teoria fa sì che il prezzo del petrolio sia unico, uno solo, e invece nella pratica non è così, è così solo nella teoria. Questo perché viene estratto in luoghi diversi del mondo, è fondamentale questo. Perciò ai fini dell'analisi di questo video andremo a distinguere due tipologie di petrolio, quello che si chiama Brent, cioè estratto dal mare del nord, e quello che si chiama WTI, cioè estratto da North Dakota, Texas e Louisiana. Il petrolio è un bene molto scambiato e negoziato sui mercati finanziari, e in particolare su due mercati, l'Intercontinental Exchange e il NYMEX, New York Mercantile Exchange. Aggiungiamo quindi ora un tassello a questo ragionamento. Sul NYMEX vengono scambiati soprattutto derivati del petrolio. E questo che cosa significa? Significa che si scambiano futures e opzioni, principalmente. Il tracollo di ieri è dovuto precisamente a future che erano in scadenza. Io ho assolutamente bisogno che voi sappiate che cosa siano i future. Ho fatto già un video che trovate qui in alto a destra, guardatelo per cortesia. Giusto per ribadire in 2 secondi il concetto, il future non è nient'altro che un contratto nel quale io mi impegno a comprare a una determinata data una certa quantità di un bene a un determinato prezzo che decido ora, non nel momento in cui acquisterò. Ad esempio, acquistando ora un future sul petrolio che scade a dicembre, io mi impegno a pagare a dicembre un prezzo che stabilisco ora per comprare una tal quantità di petrolio. A questo punto facciamo un ulteriore passo avanti. Cosa succede nel momento in cui scade un contratto future? Allora, dovete sapere che non esistono solo persone che hanno una posizione lunga. Avere una posizione lunga significa acquistare qualche cosa. Esistono anche persone che hanno una posizione corta e che quindi stanno vendendo qualcosa. A scadenza tutti e due siamo coinvolti nel processo di consegna della merce, però la consegna avviene in una maniera un po' peculiare. Non c'è un giorno preciso per la consegna, ma un lasso di tempo, ad esempio tutto dicembre. La consegna funziona in questo modo. Io sono un soggetto che ha una posizione corta, quindi voglio vendere il mio petrolio. Contatto il mio broker, che è un intermediario tramite il quale ho comprato questa possibilità di vendere il petrolio, e lui si mette in contatto con un altro intermediario, un altro broker, che ha dei clienti che hanno posizioni lunghe e che quindi si sono impegnati a comprare del petrolio. Quindi io che mi sono assunto la posizione corta, quindi mi sono obbligato a vendere qualcosa, contatto il mio intermediario e dico: bene, sono pronto per la consegna. E un'altra persona che ha assunto una posizione lunga, che quindi si è impegnato a comprarlo, dovrà partecipare a questa consegna. Il punto però è che da contratto c'è scritto uno o più luoghi nei quali può avvenire questa consegna. Ora, la consegna avviene con dei costi, ci sono dei costi di trasporto ad esempio. Questi costi sono inclusi nel contratto e fanno avere al contratto un prezzo leggermente maggiore. Il fatto che il venditore abbia l'obbligo di sostenere i costi di trasporto della propria merce verso il luogo di consegna è cruciale in questa crisi perché è più o meno il fulcro di tutto. Manca poco per capire che cosa è successo. Aggiungiamo un altro tassello. Sul mercato dei derivati ci sono anche persone che speculano, che quindi non sono interessate realmente a comprare l'oggetto che stanno acquistando con un contratto di future. Dovete sapere infatti che se io oggi apro una posizione lunga su 100 barili di petrolio, quindi mi impegno a comprare 100 barili di petrolio, posso anche disfarmi di questo obbligo facendo un'operazione di segno opposto, quindi andando corto su 100 barili di petrolio. Le posizioni a questo punto si compensano e io non devo fare assolutamente nulla, non sono né obbligato a comprare né obbligato a vendere. E a questo punto voi vi chiederete: per quale motivo hai fatto una cosa del genere allora? Semplicemente per il guadagno, perché di giorno in giorno il valore di questo contratto oscilla. Se ho comprato oggi un contratto a 100 euro e domani vale 110, la differenza mi viene accreditata su un conto che devo per forza possedere per poter operare nel mercato dei futures.
Guadagni o perdite derivanti dall'oscillazione del prezzo mi vengono accreditati o addebitati in un conto acceso presso quella che si chiama clearing house. Questo è il motivo che spinge tantissimi investitori a investire in questo tipo di mercati. Io compro un contratto convinto che domani varrà di più, domani chiudo la mia posizione e quindi ci ho guadagnato. Sono veramente pochissime persone quelle che arrivano fino alla fine del contratto, quindi partecipano alla consegna. Tantissime altre persone sono solo interessate a speculare, comprare e vendere, ma per fare questo, per non partecipare alla consegna, devi vendere il contratto prima del mese di scadenza. E già da qui avete probabilmente intuito dove voglio andare a parare. Sul Nimex è quotato un future sul petrolio WTI che scade a maggio e noi siamo a fine aprile. Questo significa che tante persone vogliono venderlo, vogliono chiudere questa posizione, disfarsene. Il WTI abbiamo detto che è un petrolio estratto negli stati del sud degli Stati Uniti. Questo è fondamentale perché in questo momento gli Stati Uniti sono in lockdown, come buona parte del resto del pianeta, e quindi il petrolio non serve così tanto. Questo porta ad un problema di stoccaggio. Abbiamo tutti i magazzini pieni di petrolio e non sappiamo più dove metterlo. In particolare si parla di un centro di stoccaggio completamente pieno in Oklahoma. Ora, troppo petrolio stoccato, con tantissime persone che vogliono vendere la loro posizione di acquisto, uguale catastrofe. Questo sbilancio vede tantissima offerta di petrolio e pochissima domanda, e questo ha portato il prezzo del derivato, non del petrolio, a scendere sotto zero, che significa che i produttori di petrolio, pur di disfarsi del loro petrolio e quindi non occupare il magazzino intero, sono disposti a pagare. Avete capito bene, io produttore di petrolio ti pago se te lo prendi. Voglio ribadirlo ancora perché bisogna che sia chiaro. Il prezzo del petrolio, sia WTI che Brent, è positivo, è il prezzo dei futures che scadono tra poco che è negativo. Inoltre vi aggiungo un'ultima cosa prima della curiosità economica. Il prezzo del petrolio Brent è molto più alto rispetto al WTI perché viene stoccato da un'altra parte del pianeta, quindi non ha questo problema di stoccaggio che si sta verificando in questo momento negli Stati Uniti. E vi aggiungo un'altra cosa. I contratti future, che hanno scadenze più lontane, non sono negativi, sono comunque prezzati in maniera abbastanza normale. La curiosità economica di oggi riguarda il passaggio all'euro. La Germania non ha mai fissato un termine ultimo per scambiare i marchi con gli euro. Invece in Italia questo termine ultimo, nel quale la lira non può più essere convertita in euro, è avvenuto nel 2011.